Euroregione.news. Sostieni la ricerca contro il tumore al seno e la raccolta di fondi dal 1 al 31 ottobre in tutti i punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar del Friuli Venezia Giulia, promossa dall'ASU Friuli Centrale e dall'associazione Andos Onlus di Udine, coordinata e sostenuta da Despar Nord. Scopo dei fondi è quello di contribuire alla ricerca per poter individuare strategie diagnostiche e terapeutiche più adatte, mirate nelle neoplasie al seno, studiando la metilazione del DNA. L'iniziativa è stata lanciata nella nuova sala riunioni Perrato dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A fare gli onori di casa il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale. La professoressa Carla Cedolini, direttrice della chirurgia senologica, ha ricordato che il tumore al seno rappresenta il 30% delle neoplasie che colpiscono le donne. In Friuli Venezia Giulia, regione con la più alta incidenza in Italia di questo tipo di malattia, si registrano tra i 1300 e i 1500 casi all'anno, ma è anche la regione con il più alto tasso di sopravvivenza grazie al miglioramento degli strumenti diagnostici e terapeutici. Otteniamo buoni risultati sulle neoplasie al seno poco aggressive, caratterizzate da una proteina che fa da bersaglio alle nuove terapie e che costituiscono il 76% dei casi, ma sul restante quarto, ricorda la Cedolini, i tumori tripli negativi, quelli più aggressivi, dobbiamo cercare qualcos'altro. In questa direzione si muove la ricerca sulla metilazione del DNA. Il tumore al seno è una malattia multifattoriale, quindi noi sappiamo che esistono numerosi fattori di rischio. Purtroppo il Friuli Venezia Giulia ha questo triste primato in più di una neoplasia. Adesso analizzare tutte le condizioni sarebbe un po' complesso. Di fatto è che questa è una malattia che ha un'alta incidenza, però l'altra faccia della medaglia è che la conosciamo meglio e quindi possiamo trattarla meglio. Noi abbiamo ottenuto dei risultati appunto che sono più incidenza, ma abbiamo anche più sopravvivenza, quindi questa è l'altra faccia della medaglia. Risultati sostenuti da una capacità sia professionale che di struttura che è alleata di questo tipo di risultati. Perché siamo riusciti ad impostare le unità di senologia che approcciano in modo multidisciplinare la malattia e quindi la paziente viene accompagnata in questo percorso. Non solo, la Regione Friuli Venezia Giulia è tra le prime in Italia che ha promosso il programma di screening a tappeto e questo ha migliorato moltissimo la diagnostica precoce e quindi la sopravvivenza. Il ricavato della raccolta finanzierà la ricerca sulla metilazione del DNA, che sono le modificazioni biochimiche che il DNA può subire anche per fattori ereditari senza che si modifichi la sequenza delle basi del DNA stesso. Per rendere semplice il concetto, il professor Francesco Curcio, direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e dell'Istituto di Patologia Clinica, è ricorso ad un esempio, una serie di parole di una frase latina all'interno della quale, spostando le virgole, cambia totalmente il significato. Questo può accadere anche nel DNA e determina quanto grande sarà una malattia e quanto velocemente si evolverà. Lo studio della metilazione del DNA nel caso del tumore al seno è un approccio innovativo che viene condiviso con gli studi che già si fanno per i tumori del sistema nervoso centrale. La metilazione del DNA è quindi uno strumento diagnostico fondamentale per l'inquadramento del paziente nei tumori del sistema nervoso centrale, che si ritiene si possa applicare anche per i tumori al seno. Perché la ricerca in questa regione? Perché a Udine, ha sottolineato il professor Curcio, abbiamo uno dei laboratori più avanzati che, secondo i dati Agenas, esegue il maggior numero di test di biologia molecolare in Italia. Si fanno, certo, perché lo studio della metilazione, che rientra in un ambito più ampio di una scienza che si chiama epigenetica, in realtà ci consente di capire come viene letto quell'informazione genetica che è contenuta nella sequenza delle basi, e in questo modo noi possiamo anche intervenire su come leggerla meglio questa informazione, come interpretarla al meglio. Ha ragione quando dice, ci sono altri esempi, molto banale è la parola ancora, che può essere letta ancora e ancora con significati completamente diversi. Anche in questo caso basta spostare l'accento. E la stessa cosa succede con il DNA, sono delle modificazioni biochimiche, il DNA è una molecola biochimica come tante altre, sono delle modificazioni che però incidono su come quell'informazione viene letta, e c'è modo di intervenire, non soltanto di capire
qual è il modo migliore per leggerla quell'informazione, ma poterla anche influenzare. Oggi sono disponibili molecole che sono in grado di modificare il meccanismo della metilazione, sono in grado di riportare quella metilazione in maniera tale da poter essere più utile e poter essere anche uno strumento di terapia. Ci sono trial clinici, ci sono applicazioni cliniche, come dicevo prima, nei tumori del sistema nervoso centrale, nei gliomi e nei glioblastomi, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica questo come la via da seguire. Ci sono regioni come la Campania, per esempio, che ha già introdotto il test che valuta la metilazione dei gliomi e dei glioblastomi nel tariffario regionale, nella erogazione del sistema sanitario regionale. Quindi noi non ci stiamo muovendo in aree inesplorate, non ci stiamo muovendo, stiamo cercando di concretizzare quello che in altri ambiti, in altre neoplasie però è già attuale, e portarlo nel mondo del contrasto al tumore al seno. Stretto il legame tra l'unità senologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia e l'associazione Andos di Udine, che da anni si spende nella divulgazione di tutti gli aspetti legati alla malattia, ma soprattutto nell'assistenza alle pazienti sia psicologica che ambulatoriale. La forza deriva dall'agire insieme, ha detto Mariangela Fantin, presidente Andos di Udine. Sì, Andos è molto vicino alla ricerca, per noi è fondamentale questa cosa qua, perché parlare di ricerca è la prima parola. Quando noi abbiamo iniziato insieme a Carla Cidolini questo progetto e siamo andati a parlare con il gruppo DESPAR ha subito detto di sì. È per noi importante e sono convinta che nei vari punti vendita del gruppo DESPAR ci sarà una bella sensibilizzazione, perché le persone credono nella ricerca, abbiamo bisogno di parlare di ricerca, perché solo tramite questa riusciremo un domani veramente a sconfiggere quello che è il cancro al seno. Il percorso che intendiamo nuovamente fare, ha detto Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa di DESPAR Nord, è anche per superare i pregiudizi intorno alle raccolte di fondi per la ricerca. A volte ci sentiamo rispondere: chissà dove vanno a finire questi soldi, ma sono pregiudizi dettati dall'ignoranza, provenienti per lo più da persone che per fortuna non hanno mai avuto il bisogno di avvicinarsi più di tanto alle cure dei professionisti. Alle considerazioni indelicate di queste persone noi sempre rispondiamo con gentilezza e con un grazie, ha detto la Pituelli, restando fermi nella fiducia che riponiamo nella ricerca. Il 65% dei nostri 2300 collaboratori e collaboratrici è donna, ha detto la Pituelli, e abbiamo colleghe che stanno passando un momento particolare della loro vita proprio a causa delle neoplasie al seno, ed è proprio una di loro che le rappresenta nella grafica della campagna. Fabrizio Cicero, direttore regionale di DESPAR Nord, ha ringraziato tutti per poter mettere a disposizione a scadenza regolare l'intera rete di punti vendita per raccolta fondi destinati alla ricerca. In 15 anni, grazie ai clienti e al personale DESPAR, il gruppo ha raccolto e devoluto quasi 800.000 euro a realtà ed eccellenze del sistema sanitario regionale. C'è sempre bisogno di un sostegno di un sostegno economico importante, e più questo viene collettivizzato, se vogliamo utilizzare questo termine, meglio è. Beh, il progetto è un progetto, come diceva lei, ormai consolidato, lo facciamo da 15 anni, la nostra grande fortuna è di essere presenti con quasi 80 filiali in questa regione e molti altri imprenditori affiliati, e la nostra grande fortuna è che abbiamo clienti che si fidano dei progetti che noi proponiamo e ogni volta ci sorprendono per quanto rispondono positivamente. Noi facciamo da collettore, no? Tra il progetto e la comunità. Alle casse le colleghe e i colleghi cassieri non faranno altro che chiedere ai nostri clienti se vogliono arrotondare lo scontrino per sostenere la ricerca. Il progetto verrà spiegato molto bene nei punti vendita, utilizzeremo i nostri strumenti di marketing per fare in modo che tutti sappiano qual è l'obiettivo importante di questa raccolta fondi, e io credo che in questo mese di raccolta i risultati, come ogni anno, ci sorprenderanno.
anno. Abbiamo parlato di una malattia, questo purtroppo malattia che ha un'incidenza molto elevata, l'incidenza più alta in Italia ce l'abbiamo noi in questa regione, ma abbiamo anche l'incidenza più bassa di mortalità. Questo vuol dire che la ricerca sta facendo passi da gigante e vuol dire che se tutti noi assieme lavoriamo possiamo abbassare ancora di più l'incidenza della mortalità e, perché no, un domani sconfiggere questo brutto male. Viviamo in una stagione complicata, da contrasti scomposti, perplessità e sfiducia nei confronti del sistema professionale sanitario, dettate per lo più dall'ignoranza, ribadito l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, dove va riaffermata la necessità di una fiducia nella scienza e nella ricerca. Progresso e miglioramento camminano sulle gambe del sistema professionale, sulla vicinanza del volontariato e delle aziende, ma anche su modelli di razionalizzazione organizzativa delle strutture sanitarie pubbliche, che non va vista come che chi governa si diverte a fare per fare dispetto a qualcuno, ma come processo che innalza la sicurezza delle persone, aumenta l'attrazione verso i professionisti e verso la riduzione di attese e disagi per tutti. La cultura della non decisione, ha aggiunto Riccardi, sta pesando tantissimo sulla qualità e sulla capacità del sistema professionale di dare risposte veloci alla trasformazione dei bisogni di salute delle persone. Va allargata l'attenzione esclusiva che abbiamo verso l'acuzie, che coincide con il momento della sala operatoria, a quello delle cronicità che caratterizzano il nostro tempo e che investano tutti i settori della salute, compreso quello oncologico. L'approccio culturale di umanizzazione deve essere multidisciplinare, guardando non solo al paziente, ma al sistema professionale e agli affetti, nell'ambito di un'alleanza tra sanità pubblica, volontariato e aziende.